celebrazione che inizia, come abbiamo fatto con il segno della croce, e si concluderà poi con la messa di Pasqua, con la benedizione finale e il concedo. Mentre questa sera non ci sarà la benedizione finale e neanche il concedo, così come neanche domani nella celebrazione della passione stessa. Quindi vivere come un unico momento, un'unica celebrazione in tre momenti. Oggi vediamo questo primo momento, questa cena del Signore, quello che Gesù ha celebrato insieme agli Apostoli e che continua a celebrare, a essere presente in noi, in ogni celebrazione eucaristica ovviamente, ma oggi ci porta a meditare sul senso, sul significato che ha tutto questo. È l'unica messa che si celebra in parrocchia, mentre questa mattina c'è stata l'unica messa che si è celebrata in tutta la diocesi, la messa quella presieduta dal vescovo in cattedrale, e durante la messa crismale, il vescovo ha consacrato gli oli santi che io ho portato qui. Sono 3 boccettine, questo lo dico anche per i bambini del catechismo. No, 3 boccettine, sono 3 oli che si usano per contesti diversi. 2, penso che le conosciate molto bene, sono quelle dei catecumeni che si fa per il battesimo, prima di amministrare il sacramento del battesimo, e poi c'è il crisma che si fa dopo il battesimo. Prima che si fa sul petto e quello che si fa sulla fronte, sono 2 ore diverse. Il crisma serve anche per la cresima, sono ragazzi che hanno fatto la cresima, lo sanno, abbiamo fatto qualche giorno fa, e si usa anche per quando ci sono le ordinazioni diaconali, sacerdotali, eccetera, si usa pure il crisma. Mentre l'altro olio, questo qui lo utilizziamo in modo particolare, l'11 febbraio, per la festa del malato, che si celebra qui la Madonna di Lourdes, l'unzione degli infermi. Ma chiaramente l'unzione degli infermi si può amministrare anche in altri contesti, a casa, all'ospedale, in altri posti, per chiedere a Signore la grazia di affrontare la malattia e anche di ottenere la guarigione. Si può fare anche diverse volte, non si riprende, parlando degli anni e poi la faccia. Ecco, e questo ha ricordato, oltre alla consacrazione degli oli, anche il sacerdozio. Nel sacerdozio della Luce abbiamo rinnovato le nostre promesse. Adesso ci prepariamo a celebrare questa Santa Messa, lo sviluppo di Dio. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori per essere degni di celebrare la Santissima Eucaristia, in cui è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua. Abbiamo adesso Signore, Padre stressato e condiviso, che sostiene la nostra carità, chi è reso? Cristo, Dio è stato per educare e composare dei nostri cuori navigati, Cristo è reso. Signore, ti ha donato sulla croce, gratuità per te, fare di noi il tuo corpo, chi è reso? Dio di potente abbia misericordia di noi per tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. O Dio che cieli uniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo e eterno sacrificio, confito nuziale del suo nome, fai che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive in te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Adesso ci vediamo tutti e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e alla porta in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immollerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui vestiti e sulle architrave delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con asini e con erbe amare. Ecco, in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò nella terra di Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra di Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi l'accento del sterminio quando io colpirò la terra di Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa
Si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò le lacrime nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e poi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirei dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti che lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Come primo momento di questo periodo pasquale vorrei soffermarmi su un aspetto sul quale magari se ne parla in tanti altri contesti, però adesso faccio oggetto anche di questa riflessione all'interno della liturgia. Il fatto che oggi, questo ormai è un dato di fatto, poche persone battezzate, quindi cristiani, partecipano alla Santa Messa. Come mai? Perché? Ci sono tante motivazioni, tanti studi riguardo a questo, però io penso che fondamentalmente non si comprende bene il significato della Messa. Che cosa significa veramente? Ecco, la Messa, così come anche tante altre cose, avviene attraverso dei riti, gesti, parole, che vanno però compresi nel loro vero e pieno significato. Così come tante cose, noi anche nella vita normale, come vediamo, ci sono tanti riti che noi facciamo, a volte neanche ci pensiamo. Anche semplicemente quando ci si incontra, dire buongiorno, buonasera, darsi la mano. Segni esteriori, visibili, che rimandano però a una realtà più profonda, che è un voler augurare il bene all'altro, voler essere un segno di amicizia che si comunica. Ecco, tanti segni, tante cose che noi però dobbiamo sapere cogliere nella loro profondità. Altrimenti se ci fermiamo solo al segno, senza fare questo ulteriore passaggio, col tempo quel segno si svuota di significato e di valore. E uno lo fa tanto per farlo. A volte capita anche quando si dice buongiorno, si dice tanto per dire, senza neanche guardare chi si ha davanti, senza avere magari un minimo di pensiero, di voler veramente augurare all'altro che quella giornata la viva in maniera positiva. Cioè prima di fare un gesto, un rito, dobbiamo anche pensare a quello che stiamo facendo. Stringere la mano a qualcuno, veramente con il cuore, dire io
prima ancora di venire al mese, io che cosa sono andato a fare? Come parteciperò alla messa? Che cosa significa per me? Cosa il Signore mi dà durante la celebrazione eucaristica? Come mi predispongo a una vera e fruttuosa partecipazione alla Santa Messa? Gesù cosa ha fatto nell'ultima cena? Sta celebrando la Pasqua ebraica insieme agli apostoli, così come faceva ogni anno. Cioè gli ebrei si riunivano per fare memoria di quello che era accaduto ai tempi di Mosè, quando furono liberati dall'Egitto. Il memoriale, ricordare quello che Dio aveva fatto per sentire questa presenza di Dio, questa alleanza tra Dio e il popolo che si perpetua nei secoli. Questo la cena lo fanno anche ora gli ebrei. Sentire questo Dio che libera, che protegge, attraverso quella celebrazione per loro si sentivano uniti a Dio. E Gesù cosa fa? Dà un significato nuovo. Questo Dio che ha liberato, vedete anche lì la liberazione dall'Egitto, diventa un segno per tutti gli uomini. Un fatto che accade solo a un popolo, che però diventa importante per tutta l'umanità. C'è una salvezza che non è solo di quella situazione di schiavitù dall'Egitto, ma è una salvezza che riguarda la nostra stessa interiorità, la nostra stessa anima. Dio che viene a liberarci da tutto ciò che ci porta a stare male con noi stessi e con gli altri, che ci porta a tristezza, che ci porta al male e al peccato. Ma come avviene tutto questo? Ecco, mentre la Pasqua ebraica avviene attraverso fatti eclatanti, potenti, la piaga dell'Egitto, la morte di tutti i primogeniti, degli uomini e anche delle bestiame, sottolinea l'autore del libro dell'Esodo. Dico, ricordo male che colpa arriva, perché pure lì vedete come c'è un segno importante per farci riflettere. Solo coloro che avevano ucciso l'agnello, avevano messo il sangue negli stipiti delle porte, venivano salvati. L'angelo che passa oltre, ecco la Pasqua, l'angelo che passa oltre, e quindi coloro che erano all'interno della casa erano salvati. Quel sangue di agnello Gesù lo fa suo, è lui l'agnello che ci salva, è lui che ci salva con il suo sangue, che versa per noi. Allora nell'ultima cena, mentre Gesù è con gli apostoli che celebrano quella Pasqua ebraica, ha un senso nuovo, mai sentito prima. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E proviamo
il segno resta solo un segno, un rito, si fa così e basta, senza neanche comprendere cosa stiamo facendo. Perché si sta in piedi, perché si sta seduti, perché si sta in ginocchio, o per la piaccia che piace la mia, per la piaccia che ti siede, non mi siede. Riflettiamo sulle cose che facciamo, comprendiamo bene, facendo non si vive bene, e piano piano, col tempo, lascia. Se si perde il significato, poi alla fine si lascia. Non dà più, non c'è più quella spinta di dire va bene la messa, per esempio. Perché mentre quando si è piccoli magari sono i genitori che dicono no, che la messa è importante, va bene, quando si è importante, non è così importante e ci va. Ma poi quando si cresce uno deve capire lui, riflettendo, pensando, dire sì, ci voglio andare perché ho capito che significa per partecipare alla messa. Questo è importante. Allora viviamo pienamente quella partecipazione alla Santa Messa. Gesù nell'ultima cena presenta agli Apostoli quello che sarebbe accaduto l'indomani. Lo fa dal punto di vista liturgico, rituale, mentre il venerdì poi veramente il suo corpo, il suo sangue sono donati, il sangue è versato veramente. Mentre nella Santa Messa è incruenta l'offerta di Cristo, non semplicemente incruenta, non c'è Gesù veramente che muore come è successo, cioè è morto una volta sola, 2000 anni fa, circa, ma noi facciamo memoriale. È come se noi fossimo lì, sul Calvario, sotto la croce, e partecipiamo di questo dono di amore che Gesù ci fa. Ma la comunione significa ricevere questo dono di amore che Gesù dona a noi, non perché siamo bravi, non è come le persone sono bravo, il Signore mi ama e perché ho fatto cose buone e quindi io Signore è contento. No, il Signore ci ama così come siamo, con tutti i nostri difetti, i nostri peccati, le nostre fragilità. E l'incontro con Cristo allora che cambia il nostro cuore. Il sentirsi amati nonostante siamo quello che siamo. Questo cambia la nostra vita. Questo ci viene veramente di gioia. Non perché abbiamo fatto chissà qualcosa buona, meritevole, ma in Cristo possiamo fino a dare la sua vita per noi. Adesso facciamo un altro segno che Gesù compie, abbiamo ascoltato nel Vangelo, la lavanda dei piedi. Anche qui è importante Gesù che dice io vi do l'esempio, lavarsi i piedi significa mettersi a servizio degli altri, servizio di amore. È simbolico ovviamente. Nella liturgia si può fare come non si può fare. Io lo faccio, però la partecipazione la posso osservare anche con i ragazzi che già si stanno preparando. Ecco, vivono con questo spirito, cioè noi cosa ci portiamo a casa di questa lavanda dei piedi? Saremo capaci poi anche noi, come dice Gesù, diceva loro per esempio, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi, di venire incontro, cioè lavare i piedi significa venire incontro alle miserie, ai peccati anche degli altri, con misericordia, con un cuore contrito, pronto a perdonare. Ma è subito, non è che è una cosa mica bella, ora parliamo di quella cosa che si fa nei piedi, un gesto quasi così cinematografico. Dobbiamo comprendere il vero significato di questo comporto. Aspettiamo che l'acqua calda, frattempo, perché se no
ringraziare la storia di sì, rifugio ai poveri, conforto ai ultimi, sostegno ai deboli, salvezza ai peccatori. Ognuno sperimenti la tua misericordia e il tuo perdono senza limiti. Preghiamo. Trasforma tutti noi per aiutare, cibo, a questa santa cena, lo stesso dono d'amore che riceviamo nel sacramento eucaristico. Diventa vita nella carità fraterna. Signore Gesù, accoglie le suppliche che ti rivolgiamo, perché siano in te un corpo solo coloro che hai voluto unire per sempre al tuo sacrificio d'amore. Tu che viverai nei secoli dei secoli. Adesso se tutti portiamo all'altare i doni del pane e del vino. Veramente cosa buona e giusta al nostro dovere,
cantiamo con gioia l'inno della tua latte. Allo stesso modo, dopo aver accennato a queste cariche di molte grazie, viene rovesciato per questo. Prendete e bevete tutti. Questo è il calice dello sangue per la nuova e eterna alleanza, versata per voi per tutti le missioni dei peccati. Fate questo, vivendo per voi. Ricordati il Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Lei è la profeta dell'amore, l'unione del nostro Papa, il nostro Vescovo Mario, ricordati anche del nostro Fratello, che sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia e luce di luce, mettila la luce del tuo cuore, nelle tue altre misericordia. Donaci da parte dell'interno, insieme con la guerra Maria, leggere nel nome di Gesù, San Giuseppe e Apostolo, gli Apostoli, Santi Enrico e tutti i Santi, per ogni tempo che siano
guidati dallo spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme. Guardate